La seduta è aperta. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato, in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, sono effettuate mediante procedimento elettronico. L'onorevole Vasta in congedo e l'onorevole Zitelli è in congedo. Allora, comunico che l'onorevole Laccotte è stato autorizzato a recarsi in missione dal 18 al 20 ottobre 2023. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta. Allora, colleghi, prima dell'ordine dei lavori, comunicazioni. Intanto, come sapete, l'aula di ieri è stata sospesa, visto e considerato che è venuto a mancare il Presidente emerito Giorgio Napolitano, al quale mi sento a nome dell'Assemblea di dedicare un minuto di silenzio. Permettetemi anche di rivolgere un pensiero all'assessore Razza, all'ex assessore Razza, già assessore Razza, che ha perso la mamma, quindi un affettuoso abbraccio da parte mia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera e poi l'onorevole Sunseri, però prima di fare gli interventi l'idea era quella di fare una capigruppo, quindi se fosse indispensabile fa l'intervento. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Proprio sull'ordine dei lavori di quest'Aula le chiedo veramente una risposta precisa e puntuale, perché ormai da diverso tempo, da diversi mesi la Sicilia brucia e chiede delle risposte a questo Parlamento. Ormai i morti che si contano sono oltre 6, mi pare 6 morti per cause degli incendi, Presidente. E fino alla settimana scorsa abbiamo avuto una zona fortemente colpita, che è la zona delle Madonie, la zona di Balestrate. È morto un uomo, è morta una donna nel tentativo di salvare il proprio animale, il proprio cavallo. Allora tutto questo ci mette nelle condizioni, Presidente, di sapere esattamente, precisamente, puntualmente che cosa sta facendo il Presidente della Regione Renato Schifani. E come lei ben sa, Presidente, sono convinto che ne parleremo in riunione di capigruppo, questo Parlamento ha chiesto più volte di avere un confronto franco, diretto, propositivo col Presidente della Regione Renato Schifani, anche perché leggiamo notizie sbalorditive relativamente a oltre 100 mezzi dati in dotazione al Corpo Forestale, e di questi mezzi a disposizione del Corpo Forestale soltanto 10 di essi sono in piena funzione. Quindi chiediamo come sia possibile che il Corpo Forestale non abbia nemmeno gli strumenti adeguati per spegnere gli incendi. Compriamo i mezzi, oltre 100 mezzi, e questi mezzi non sono in funzione, stanno a giacere nei garage del Corpo Forestale, e addirittura non abbiamo nemmeno il personale specializzato per utilizzare questi mezzi. Tutto questo grida la vergogna. Tutto questo, caro Presidente, non può non essere considerato da questo Parlamento. Abbiamo necessità di avere un confronto col Presidente Schifani, lo chiediamo da mesi. La situazione non è
migliorata. L'emergenza incendi appunto non è un'emergenza, perché ogni anno si presenta puntualmente. Allora a casa mia, Presidente, quando qualcuno sbaglia, io pago. Su questa vicenda abbiamo avuto anche la perdita di diverse case di cittadini palermitani che hanno avuto a causa degli incendi la perdita delle case e stanno in mezzo a una strada. In modo particolare, Presidente, la vicenda surreale che riguarda la famiglia Meli, che ha perso 2 case bruciate interamente. Sapete perché, colleghi deputati e Presidente? Non perché gli incendi arrivavano dalla montagna e sono arrivati nella zona di Borgo Nuovo, perché purtroppo non è stato pulito un alveo di un fiume più volte sollecitato dalla famiglia Meli con tanto di pecche alla Presidenza della Regione, nella quale addirittura si chiedeva di pulire l'alveo, e questo era di competenza del bacino idrografico della regione, del bacino di competenza della regione siciliana specifico, quindi hanno fatto delle richieste caratterizzate e nessuno ha risposto a queste richieste. Quindi quella famiglia, se avessero pulito quell'alveo del fiume, avessero risposto alle risposte date al Presidente della Regione, questa casa non veniva persa. Allora su questo e sulle altre cose noi chiediamo come Parlamento di avere una risposta precisa dal Presidente Schifani e vogliamo sapere, Presidente, quando, come e dove il Presidente si verrà a confrontare, perché la Sicilia brucia e aspetta delle risposte sul tema della prevenzione. Non ci possiamo permettere di arrivare all'anno prossimo, a giugno, quando sarà, e arrivare lo stesso problema, cascare dalle nuvole e dire vabbè, ma tanto c'è un'emergenza. No, non è un'emergenza, perché oltre ai piromani criminali c'è la responsabilità politica che si deve assumere il governo, questo governo, i governi precedenti. E dico al Presidente Schifani che anziché litigarsi col Vescovo di Cefalù e anziché fare una reprimenda al Vescovo di Cefalù, quantomeno prenda atto delle giuste critiche che ha mosso il Vescovo di Cefalù, chiedendo che il governo deve prendere decisioni, non dicendo ma così lei aizza le folle. Presidente Schifani, lei non è un re sovrano che non può essere criticato. Se un vescovo, il vescovo Morgante, al cui va la mia solidarietà, si permette di criticarla, è perché probabilmente vede una politica ferma, una politica che non fa. E contiamo ancora i morti. Tutto questo è imbarazzante. I mezzi ci sono e li teniamo parcheggiati. I cittadini mandano le mail per essere ascoltati, non vengono ascoltati. Oggi i banchi di questo governo sono vuoti, non c'è nessuno della maggioranza, non c'è neppure un assessore, non c'è neanche il Presidente. Se non siete qua, andatevene a casa. Onorevole Lavardera, grazie. Le comunico che il Presidente della Regione l'ho sentito tramite la segreteria e ci comunicherà a stretto giro quando verrà in aula. Quindi se gli interventi sono su questo aspetto, chiedo di passare direttamente alla Capigruppo. Prima ha chiesto di parlare anche l'onorevole Miccichè, ma prima ha chiesto di parlare l'onorevole Sunseri, poi Campo. Ha chiesto anche Burtone. Grazie Presidente. No, la mia richiesta verte sul fatto che secondo me questa Assemblea dovrebbe dedicare un minuto di silenzio nei confronti della giovane Maria David che ha perso la vita qualche giorno addietro in questi incendi che hanno colpito Cefalù e il territorio delle Madonie, e Salvatore Albano invece a Trappeto. Al di là poi delle responsabilità che si tratteranno in altra sede, credo che sia doveroso dare loro un minuto di silenzio di questo Parlamento in modo da onorare purtroppo la loro scomparsa. Grazie. Accolgo la sua richiesta e credo che sia cosa assolutamente doverosa, per quanto abbiamo dedicato prima un minuto di silenzio al Presidente della Repubblica anche per un discorso differente. È giusto che lo facciamo in un momento successivo, quindi diamo questo minuto di silenzio. Grazie onorevole Sunseri. Ha chiesto di intervenire prima l'onorevole Campo e subito dopo l'onorevole Miccichè.
L'ordine Campo Miccichè, Burtone, Ciminnisi. Grazie Presidente e colleghi deputati. So che ha chiesto di soprassedere su questa assenza ripetuta e reiterata del Presidente Schifani, della sua giunta, della maggioranza, però sinceramente io non sono mai intervenuta su questo argomento e ho pensato che il Presidente stesse lavorando e quindi non abbiamo insistito più di tanto tutte le volte che ci ha detto che sarebbe arrivato, che prima o poi avrebbe riferito in aula, ma noi stiamo qua in quest'aula praticamente vuota, deserta, ad ammirare queste pareti che rappresentano le fatiche di Ercole, ma in realtà il Presidente tutte queste fatiche in quest'anno di legislatura non ce le ha fatte vedere, perché vede, dov'è il collega Lavardera? Onorevole, cioè non è solo una questione di incendi, le domande che ci poniamo sono tante e sono su tantissimi argomenti, perché sì, gli incendi chiaramente, abbiamo fatto un sacco di interventi, il Presidente non è mai qua venuto a riferire, abbiamo chiesto che fine avevano fatto i 119 mezzi che erano stati acquistati, le autobotti da 8.000 litri, dice che ne hanno messe in funzione solo 12 di queste 119, non abbiamo visto neanche queste 12, chiaramente questo è un problema. Un altro è quello dei rifiuti. È sotto gli occhi di tutti che la Sicilia è sommersa dai rifiuti. Il Presidente continua a promettere inceneritori, che poi sappiamo benissimo che non è una soluzione immediata, perché questa cosa dell'inceneritore, che chiaramente poi bisogna anche politicamente essere d'accordo o meno su una soluzione del genere, ma sarà una soluzione a lungo termine. E ora nell'immediato cosa vogliamo fare? Che siamo sommersi dai rifiuti e qua a Palermo in particolare è sotto gli occhi di tutti. O ancora le questioni della sanità. Vogliamo ridurre la sanità semplicemente a posizionamenti politici dove questa maggioranza non viene perché sta aspettando le nomine dei direttori? O è una questione legata alla mancanza di medici, alla mancanza di strutture, a smaltire quei 39.000 posti letto che sono occupati, alla chiusura di alcuni reparti nelle città capoluogo di provincia, o ancora alla questione di sicurezza delle guardie mediche, i pronto soccorsi di notte affollati e senza personale? Mi pare che le questioni siano molto più importanti delle nomine politiche dei dirigenti. Potrei continuare dall'infinito, potrei parlare della questione delle infrastrutture. Era stato promesso di inaugurare la Siracusa-Gela a luglio, poi ci hanno detto ad agosto, ancora aspettiamo noi il taglio del nastro che non è mai avvenuto. I trasporti, 5 giorni sono stati interdetti i trasporti di Ast in tutta la Sicilia. Di intermodalità non se ne parla, collegamenti con i treni, con gli aeroporti, il caro voli è una questione alla ribalta delle cronache ogni giorno, ma praticamente non è mai stato risolto nulla. Per non parlare di tutti l'indirizzo politico di questo governo, che va in controtendenza con quello del governo centrale a Roma sulle ZES, per esempio, che adesso verranno gestite da Roma quando invece era una conquista tutta siciliana. Ma io vorrei chiederle queste cose al Presidente Schifani, ma ci deve dire, Presidente, quando verrà? Perché noi siciliani abbiamo bisogno di interloquire, di avere risposte su una serie di argomenti, e sono tanti, e i siciliani li aspettano da un anno le risposte. Non abbiamo visto nulla, è inaudito. Quindi, anche se lei ci ha chiesto di non intervenire più su questo, abbiamo bisogno di sapere quando il Presidente verrà in quest'Aula. Io non intendo oggi lasciare l'Aula fino a quando non avremo risposte. Grazie. Nessuno gliel'ha negate però, onorevole Campo, anzi le ho detto, se l'intervento verte su questo, alla fine della capigruppo le daremo una data. Era semplicemente per semplificare i lavori, cioè non è che, a parte che se vuole rimanere ne siamo ben lieti, però se era questo, se l'intervento verteva sulla data, la saprete alla fine della capigruppo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Miccichè. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. È arrivata Nuccio Albano, che ringrazio, l'assessore, per cui l'intervento che volevo fare prima sull'assenza della Giunta, ora c'è anche l'onorevole Enrico
viene meno. Però una raccomandazione. Noi oggi, se non ho capito male, proseguiremo con la votazione per il codice degli appalti, o no? Perché questo non mi è chiaro se... All'ordine del giorno c'è proprio quello che lei sta dicendo, benissimo. onorevole, ma all'inizio della seduta, non so se era già presente in aula, avevo detto che avremmo fatto una capigruppo per decidere il percorso da seguire. Questo era un po' l'andazzo, quindi la capigruppo insieme a tutti e da lì determinarci per proseguire o meno, anche in funzione di quella che è una data che abbiamo richiesto al Presidente della Regione per quanto concerne un confronto sulla questione incendi, quello mi riferisco al periodo estivo, e chiaramente quello che è accaduto nella scorsa settimana che addirittura ha provocato dei morti. Benissimo, allora io, considerata anche l'importanza della votazione che dovremmo fare, la pregherei in capigruppo di far sì che questa votazione si faccia, perché siccome così a occhio e croce mi sembra di capire che di maggioranza ce n'è poco. Ora, il governo non viene neanche quando si fa la commemorazione di una nostra concittadina morta in maniera drammatica durante gli incendi. Si fa pregare, come dire, per essere presente. E oggi, in questo momento, ci sono 2 rappresentanti del governo che io spero che rimangano e spero che ci mettano nelle condizioni di votare, perché se poi, dopo che siamo stati qua, io sono tornato appositamente oggi e sono ben felice di averlo fatto per poter lavorare, però se per rispondere a 4 interventi dei colleghi ci pensa lei, perché non risponde il governo, ma e lei fa bene a farlo e ci pensa lei. Ma se poi non votiamo le cose che sono pronte da votare, a questo punto diventa grave l'assenza del Presidente per tutte le cose che dovrebbe venire a dire e che non dice, ma diventa grave nel momento in cui saremmo pronti a fare una votazione e non la facciamo perché manca qualcuno. Grazie. Grazie onorevole Miccichè. Ha chiesto l'onorevole Burtone. Presidente, in questi giorni in Commissione, ma anche in altre sedi, l'università, in alcuni centri studi, si sta discutendo del progetto di riforma dei consorzi di bonifica. Promotore l'assessore che sta con enfasi portando avanti questa ipotesi di riforma. Io rispetto il lavoro che si sta facendo in Commissione. Mi permetto di dire però, Presidente, che io avevo accompagnato mesi fa una riflessione a questo lavoro che dovrebbe portare ad una ipotesi di rifondazione dei nostri consorzi di bonifica. Avevo posto la questione relativa alla stagione irrigua. Avevo detto con grande prudenza, stiamo attenti, c'è in atto uno sconvolgimento climatico, ci sono temperature che sono già alte e si prevedono ulteriormente in aumento. Cerchiamo di orientare, lo faccia l'assessorato, il lavoro dei consorzi, ci sia un'attività per distribuire l'acqua in modo che i nostri prodotti potessero godere della possibilità dell'irrigazione e quindi mantenere un percorso produttivo. Noi ora siamo a settembre. Io dico che se non ci fossero state le piogge di giugno, oggi noi parleremmo di disastro ambientale dal punto di vista dei prodotti legati all'agricoltura, perché le notizie che io ho raccolto, le ho raccolto direttamente dai produttori, dagli operai che lavorano come precari all'interno del consorzio. Abbiamo avuto una stagione irrigua che
già di per sé non può avere questa definizione, perché se si parla di quota 100, se si parla di quota 150, quindi la diga di Pozzillo, la diga dell'Ogliastro, i produttori che hanno potuto avere dell'acqua sono stati il 30% e questi hanno avuto una sola possibilità di irrigare, con una distribuzione del 50% rispetto alle potenzialità. Per non aggiungere la questione relativa al bacino fondamentale, quello del lago di Lentini, l'unico lago che ha una quantità notevole di acqua che si raccoglie a seguito delle piogge e che non è stato per nulla utilizzato. Sono state utilizzate soltanto le acque in caduta che hanno potuto irrigare alcuni agrumeti dell'area di Lentini, mentre i produttori di Palagonia, di Mineo, di Scordia non hanno potuto avere nessuna possibilità di utilizzare quest'acqua. Io credo che questo sia estremamente grave, Presidente. Ripeto, l'assessore inneggia a questo trionfale percorso di modifica dei consorzi di bonifica. Vedremo, lo speriamo. Però io pongo l'accento su questi fatti importantissimi perché sono molto gravi. Ne prenda atto il Governo. Noi non l'abbiamo posto qualche mese fa. Ne parliamo da febbraio, da marzo. Abbiamo detto stiamo attenti nella utilizzazione di questo strumento. Mettiamo gli operai manutentori, quelli che sono precari, nella possibilità di lavorare. Si tenga conto che ci sono condotte tutte distrutte. E poi la necessità di riparare alcune cose che sono fondamentali. L'acqua del Biviere di Lentini non viene utilizzata perché mancano le pompe di sollevamento e l'assessorato non è stato in grado di fare un'azione positiva in questo versante. Quindi io mi permetto, Presidente, di richiamare l'attenzione, mi auguro, spero che venga fuori una riforma che abbia un minimo di concretezza. Certo è che in atto prendiamo in considerazione gli insuccessi. Aggiungiamo rispetto alle questioni legate agli operai. Sono stati beffati dalle leggi nel passato. Il famoso articolo 60, l'articolo 61 che doveva dare il turnover agli operai non viene attuato. Una legge della Regione, varata da questo Parlamento, voluta dalla maggioranza di centrodestra, non viene applicata, non è stata applicata. Quindi io mi permetto di dire, Presidente, che seguiremo con attenzione, vedremo. A noi sembrano tante ipotesi irrealizzabili, quelle che finora sono state appalesate, però concretamente lavoreremo perché il nostro dovere è proprio questo. Ma si stia attenti rispetto a queste velleità che l'assessorato porta avanti, o meglio l'assessore porta avanti, perché non hanno ancoraggio con la realtà. E concludo, Presidente. Vedo qui l'assessore alle infrastrutture che è molto presente. Mi permetto di dire, noi aspettiamo una relazione sul PNRR non dell'assessore, da parte di tutto il Governo nell'interlocuzione che deve avere con Fitto. E aggiungiamo, visto che ho parlato di acqua, che le nostre reti irrigue sono colabrodo. Ci sono tante difficoltà in quasi tutta la Sicilia, quindi sarebbe auspicabile che le risorse PNR si orientassero anche in questo ambito, perché legato alle esigenze delle nostre comunità. Grazie. Onorevole Burtone, ha chiesto di intervenire l'onorevole Ciminnisi. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, purtroppo a distanza di poco più di 20 giorni sono di nuovo su questo scranno per lo stesso motivo. Assessore, è successo ancora. La provincia di Trapani a distanza di 20 giorni piange un'altra donna vittima di violenza. Annalisa è stata bruciata viva dal compagno. È una spirale che forse non riusciamo a fermare, ma come si dice, dum Rome consulitur, saguntum expugnatur. Forse è arrivato il momento che quest'Aula, questo Governo cominci veramente a prendere sul serio il problema. Mi chiedo, e lo chiedo a questo Parlamento,
ma nella scala delle nostre priorità, nella scala delle priorità di questo governo, la lotta alla violenza di genere che gradino occupa? Perché mentre noi continuiamo a discutere, mentre noi continuiamo a parlare di tantissimi temi che sono sicuramente importanti e fondamentali, le donne continuano a morire, una ogni 3 giorni. Io penso che abbiamo il dovere, abbiamo fatto la scorsa seduta un minuto di silenzio per ricordare Marisa Leo, che a Salemi ha perso la vita sempre per mano dell'ex compagno. Oggi forse il silenzio non basta più, forse è il momento che alle parole iniziamo a fare seguire i fatti concreti. Abbiamo approvato in quest'Aula un ordine del giorno, mi dispiace che non ci sia l'assessore Turano, però consegno a lei le mie riflessioni e le consegno a tutta l'Aula. Proviamo veramente, anche in via sperimentale, l'anno scolastico è appena iniziato, proviamo ad avviare percorsi di educazione affettiva nelle nostre scuole. Assessore, è un appello, è un punto di partenza, ma facciamo qualcosa, non parliamoci addosso, abbiamo bisogno di veramente provare a invertire la rotta perché è un allarme sociale devastante, le dimensioni del problema ormai sono allarmanti, non vorrei ritrovarmi tra 20 giorni nuovamente qui a parlare dello stesso problema, a commemorare un'altra donna che ha perso la vita per mano del compagno. Grazie. Grazie onorevole Ciminnisi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giristro. Prego onorevole. Grazie Presidente. Grazie colleghi. Volevo fare una piccola puntualizzazione. Assessore, grazie di essere sempre qua con noi. Sempre riguardo agli incendi, Presidente, abbiamo presentato una mozione, io ho presentato una mozione e credo che sia il momento di meditare su quello che è successo quest'anno. E secondo me, Presidente, non basta un minuto di silenzio per commemorare Maria e Salvatore, perché questo minuto di silenzio in aula non è sufficiente, non lo accetto, Presidente, perché è troppo poco questo minuto. Noi dobbiamo dedicarci molto di più a quello che è successo. Fra quello che hanno detto i colleghi di tantissimi mezzi, io per fare questa mozione mi sono documentato su quello che è successo e qual è lo stato di fatto della prevenzione degli incendi. Sono venuto a sapere che esiste anche a Bocca di Falco, comprato, acquistato, non so se è corretto o no, un elicottero e non è stato neanche mai utilizzato. Questa è una cosa grave perché noi sappiamo che gli incendi, la cosa più importante nella prevenzione degli incendi è quello di essere tempestivi. La tempestività è fondamentale perché un piccolo fuoco, un piccolo incendio dominato nei primi minuti, nelle prime ore, non è certamente quello di un rogo che poi porterà delle vittime. Questi incendi, Presidente, non stanno bruciando pascoli, non stanno bruciando praterie e boschi. Questi incendi stanno bruciando vite umane. Allora io mi chiedo se non è il caso, visto che la maggior parte di questi incendi sono dolosi, di origine dolosa, qual è e cosa dobbiamo fare per cercare di infliggere delle pene più pesanti a questi piromani che sono a questo punto, con le vite umane che stiamo perdendo, degli omicidi. Credo che questo sia un momento molto toccante perché facciamo questo anche sulle vittime del lavoro, ma perché non pensiamo appunto a quelli che sono le vittime degli incendi? Un'ultima cosa. Ho ancora un minuto, Presidente, lo dico ogni volta in questa seduta. Credo che sia necessario, passo dagli incendi alla sanità, che sono i due temi molto importanti. Vorrei mettere un allarme, Presidente, mi ascolta? Un allarme, prenda in considerazione questo alert. Penso che
penso che una alert sia importante. Voglio dare al Governo, in questo momento al Presidente Schifani, una mia considerazione, perché mi sono arrivate segnalazioni da parte dei direttori generali, quei famosi, quelli che hanno partecipato al concorso di direttore generale. Come sapete abbiamo fatto 2 liste. La Commissione ha dato a noi 2 liste e non un'unica lista come previsto. Quindi una lista di idonei o più idonei e una lista di meno idonei, oltre che i bocciati, oltre che i non idonei. Allora mi è stato paventato la possibilità che nel momento in cui, a me non interessa cosa sceglierà il Presidente Schifani, perché tanto sarà prerogativa sua scegliere questi direttori generali e sceglierli assolutamente da qualunque delle 2 liste. Secondo me la cosa migliore è richiedere un'unica lista per evitare che ci siano ricorsi da parte di quelli dei più idonei o ricorsi da parte di quelli meno idonei e insabbiare completamente la elezione o la formazione di questi direttori generali. Quindi l'alert che voglio porre è creare una lista unica dove il Presidente possa scegliere chi vuole, ma inattaccabile da qualunque punto di vista, in modo che noi a questo territorio, a questa regione possiamo dare finalmente i nuovi manager. Grazie. Grazie. Onorevole Giristro, ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina. Prego, onorevole. Presidente, onorevoli colleghi, Governo, vedo in aula e mi fa piacere l'assessora Ricò, perché vede, assessore, perché la evoco, non la volevo disturbare, si immagini. Qualche settimana fa, oramai probabilmente qualche mese fa, in occasione di una sua risposta a una mia interrogazione firmata anche con i colleghi del gruppo del PD sulla situazione degli aeroporti, in particolare dell'aeroporto di Comiso e dell'aeroporto di Trapani, abbiamo avuto occasione di parlare anche di trasporto pubblico su gomma. Lei sa sicuramente meglio di me che tanti colleghi, dai banchi dell'opposizione soprattutto, hanno chiesto più volte una seduta d'aula dedicata alla situazione dell'AST. Dai giornali apprendiamo che una delle proposte che il governo intende portare avanti è quella dell'house providing. Ma in quell'occasione, se lei ricorda, ma eventualmente col mio intervento le faccio tornare la memoria, ebbimo a parlare di liberalizzazione del trasporto su gomma, a partire, le rammento, dalla liberalizzazione delle tratte che dovrebbero collegare gli aeroporti affinché questi possano costituire un sistema di interconnesso e affinché questi possano divenire di fatto più vicini. Ebbene, noi apprendiamo che l'assessorato sta provvedendo a ulteriori gare per l'affidamento delle tratte. Presidente, sì, ma se lei, collega, parla nel mentre al Presidente, dico, io non c'entrerò, ma probabilmente c'entro ugualmente. Collega Safina, continui nel suo intervento. Se i colleghi me lo consentono. Ha il consenso della Presidenza, non quindi può andare avanti. Si immagini, Prego. Allora, ora, io ricordo benissimo che lei, e le 2 cose però cozzano, in qualche modo lanciò un'apertura alla liberalizzazione del trasporto su gomma, lanciò un'apertura a rivedere anche quello che doveva essere il ruolo della nostra partecipata nella costruzione di un sistema di trasporto pubblico locale che possa essere al servizio dei cittadini e poi ovviamente al servizio anche
della comunità di turisti che vengono a visitare la nostra regione. Apprendiamo che siamo tornati ai livelli pre-pandemia. Bene, abbiamo fatto probabilmente meno di altri, ma comunque siamo arrivati di nuovo ai livelli pre-pandemia nel 2023, nonostante il fallimento di Sisili, nonostante le risorse sprecate in questi anni. Però, vede Assessore, parlare di liberalizzazione del trasporto su gomme, nel frattempo lanciare i bandi, nel frattempo pensare a un'idea per effetto della quale all'AST, quindi alla nostra partecipata, almeno questo perché su questi temi un chiarimento in aula non c'è mai stato, ma dalla lettura dei giornali sembra comprendersi che l'intenzione del governo è quello di lasciare all'AST le tratte quelle improduttive e invece di mettere a bando le tratte quelle che possono produrre reddito. A me non pare onestamente per i siciliani un'idea brillante. Allora io penso che siccome il turismo, gli investimenti, il diritto alla mobilità dei siciliani merita una discussione in quest'Aula a 360 gradi che parte da come rendiamo connesse le nostre infrastrutture aeroportuali nell'attesa che arrivino le ferrovie. Io lo so che arriverà il collegamento Trapani, dall'aeroporto di Trapani all'aeroporto di Palermo, ma arriverà tra qualche anno. Ma nelle more che facciamo? Aspettiamo che i rami secchino? Non è possibile. Io lo so che voi avete annunciato la trasformazione dell'AST, ma siamo sicuri che questa discussione non meriti un dibattito d'Aula per comprendere dove vogliamo portare i siciliani? Qui è troppo spesso accade che il governo fa annunci sui giornali, che si fanno conferenze stampa, che si lanciano progetti faraonici e poi però quest'Aula viene bypassata. Allora io chiedo al Presidente di seduta e a quest'Aula di pronunciarsi, di avere un dibattito serrato, serio, franco. Poi è chiaro, c'è chi ha la responsabilità del governo e chi è opposizione. Non è detto che non ci si possa trovare d'accordo, non è detto che ci si troverà mai d'accordo, però non è possibile sfuggire al tema nel frattempo il governo pensa di ingrassare le vacche dei soliti noti. Grazie. Grazie onorevole Safina. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca e poi chiudiamo con gli interventi così abbiamo la capigruppo. Onorevole Catania, se poi vuole intervenire però la faccio intervenire dopo l'onorevole De Luca. Dopo lo facciamo in capigruppo. Finiamo con l'ultimo intervento di Luca e poi facciamo subito capigruppo così ci organizziamo con i lavori. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Io volevo approfittare in particolare della contemporanea presenza in aula dell'assessore Albano e dell'assessore Arrigò, perché lungi dall'assegnarvi responsabilità politiche, perché anzi devo dire che le figure in questione hanno collaborato come potevano, però i due dipartimenti stanno affrontando una questione che è quella dell'immissione in ruolo e lavoro dei lavoratori appartenenti ai bacini ex Ferrotel ed ex Servirail. Tra i due assessorati, per questioni meramente burocratiche, c'è un continuo rimpallo di carteggi tra i due dipartimenti e il CAS. La questione è molto semplice, si deve nominare un tutor e questi lavoratori sono 21 padri di famiglia siciliani, finalmente potranno iniziare il loro tirocinio presso il Consorzio Autostrade Siciliane, che tra l'altro ne ha necessità. Il tutto finanziato con una norma regionale. Ora, siccome questi 21 padri di famiglia un paio di mesi fa correttamente dal CAS gli è stata chiesta la disponibilità al lavoro, si sono dovuti tutti quanti dimettere dalle occupazioni che avevano. Conseguentemente, essendosi dimessi spontaneamente e senza giusta causa, non godono neanche dei benefici della NASPI. Quindi stiamo parlando di 21 famiglie che su richiesta della Regione, per poter aderire ai tirocini di cui alla norma regionale, da un paio di mesi non percepiscono alcun emolumento e hanno difficoltà a unire il pranzo con la cena. Quindi quello che pregherei, che inviterei l'assessore Albano e l'assessore Arrigò
la cui sensibilità conosco e riconosco su questo tema, cortesemente di riunire i dirigenti e i funzionari che si stanno occupando di questa vicenda e entro fine mese, in modo che possiamo avviare queste persone al lavoro dal mese di ottobre, perché se saltiamo il 30 settembre e finiamo ottobre, queste persone le mettiamo a lavorare a novembre e per un altro mese non mangiano, perché non lavorano e quindi non possono fare la spesa, per favore di concludere questo carteggio in modo da trasmettere tutto al CAS in tempo utile e poter avviare questi lavoratori a un giusto e sereno futuro, altrimenti abbiamo inutilmente approvato l'ennesima norma regionale a suo tempo. Io so che voi state lavorando, che tutti stanno lavorando, però adesso si tratta di concretizzare, di chiudere la pratica in tempi celeri, perché veramente poi diventa anche mortificante rimpallare da un funzionario all'altro funzionario, il dirigente, il sindacalista, il presidente del CAS, il capo di gabinetto, per andare a inseguire delle carte che probabilmente in un paio di settimane e non in 3-4 mesi si sarebbero potute sbrigare. Quindi un impegno vi chiedo per 21 famiglie che già abbiamo riconosciuto il loro diritto a essere immessi al lavoro, un po' di impegno per farlo materialmente, è una cosa molto importante. Grazie Presidente. Grazie onorevole De Luca. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Spada e poi a questo punto, se vuole intervenire l'onorevole Catania, lo faccio intervenire. Dopo l'onorevole Spada. Prego onorevole Spada. Grazie Presidente. Presidente, io credo che oggi noi stiamo facendo l'ennesima brutta figura nei confronti di chi ci ascolta da casa e nei confronti dei cittadini siciliani, perché ritengo che questa discussione noi l'abbiamo già affrontata. Non occorre una capigruppo per stabilire quando il Presidente della Regione debba venire in quest'Aula. Noi attendiamo il Presidente della Regione da 2 mesi e non è che lo attende il gruppo del Partito Democratico piuttosto che quello dei 5 Stelle o qualche gruppo di maggioranza. Sono i siciliani, è il popolo siciliano che attende delle risposte da parte del Presidente Schifani e non si possono aspettare 2 mesi prima di arrivare in Aula a dire quello che non ha funzionato, fermo restando che ritengo che ci siano tutta una serie di dati oggettivi che comunque distribuiscano le responsabilità di quello che è accaduto. Scusate, onorevole Lantieri, se magari presta un secondo di attenzione, io sto per completare. Onorevole Spada. Grazie. Si rivolga a me e chiedo ai colleghi. No, ho visto che era con il pugno alzato, casomai passa nel gruppo del Partito Democratico di nuovo. Si rivolga a me e chiedo ai colleghi del Partito Democratico, alla collega Lantieri, al collega Lavardera, se è possibile far completare l'intervento con una buona attenzione al collega Spada. Prego onorevole Spada. Grazie Presidente. Concludo dicendo che ci sono tutta una serie di problemi che dobbiamo affrontare ed il fatto che si continui a rinviare dà quasi come la sensazione che ci sia qualcosa da nascondere. E siccome io penso che non c'è nulla da nascondere, c'è solamente da venire in Aula e di affrontare tutta una serie di problemi e tutta una serie di questioni che attendiamo da diversi mesi, non aspettiamo l'ennesima capigruppo, perché questo ragionamento già l'ho ascoltato, eravamo a luglio, si doveva fare la capigruppo per stabilire quando fare l'incontro con il Presidente Schifani. Il Presidente Schifani venga direttamente in Aula la prossima settimana senza stabilire nessuna data, venga in Aula a rispondere non solo alla deputazione regionale ma al popolo siciliano rispetto a quello che non ha funzionato, rispetto a quello che vuole fare di questa terra e rispetto alle tempistiche che si vuole dare per affrontare tutta una serie di problemi cruciali. Anticipo e annuncio che ho presentato un'interrogazione l'altro ieri riguardo ai miasmi provenienti dalla zona industriale del polo petrolchimico di Siracusa, che sta interessando tutta la provincia e su cui c'è un silenzio assoluto. È stato dichiarato per la prima volta, vedo qui il collega Carta, è stato dichiarato per la prima volta da parte dell'ARPA il fatto che questi miasmi e che questi odori
provengano dalla zona industriale. Allora c'è un fatto nuovo, quindi spero che si possa affrontare in aula, anche perché abbiamo il più grosso petrolchimico d'Europa e quindi dobbiamo continuare a mettere al primo posto la salute dei nostri concittadini senza sottovalutare l'impatto ambientale che questo polo petrolchimico possa avere sui nostri concittadini. Grazie. Grazie onorevole Spada. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Catania e poi l'onorevole Auteri. Poi vi ricordo sempre che c'è la capigruppo, colleghi. Prego onorevole Catania. No, Presidente, la mia più che altro era una semplice curiosità, non era nessun intervento in maniera particolare, né su miasmi o altro genere di situazioni. Però con molta sommessamente, io sono alla prima esperienza e non vorrei aver letto male o aver avuto una copia del regolamento che non c'entra nulla con quella attuale. Se c'è un aggiornamento su queste questioni, io la pregherei gentilmente di farmela avere copia, perché mi sento un po' smarrito, mi creda. Non lo dico, Catania, non ci sono al momento aggiornamenti, anche perché gli aggiornamenti li facciamo sempre noi eventualmente. Lo dico sommessamente, Presidente, perché mi sento un po' smarrito. Quindi se c'è qualche novità, qualche aggiornamento, ne vorrei avere conoscenza, anche per cercare di capire come adeguarmi ai lavori di aula, a prepararmi a sentire tutto e il contrario di tutto. È chiaro che il mio è un invito anche a cercare di fare sintesi e dare l'opportunità agli altri di ragionare sull'ordine del giorno, ma era così, sommessamente, non voglio infierire sulle cose o sulle esigenze dei colleghi deputati, però diamoci un ordine che altrimenti io personalmente non riesco a reggerla la questione. Grazie onorevole Catania. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Auteri, prego. Grazie Presidente. No, io mi sposo e mi lego alle parole del collega Catania, anche perché si sentono comizi in aula, Presidente, dove qualcuno fa l'appello al criterio di andare a votare in maniera urgente il codice degli appalti e per quanto ci riguarda anche noi abbiamo questa esigenza, anche perché siamo da qualche mese a lavorare su questo codice, visto che il PD e l'onorevole Spada ha fatto questa dichiarazione di interesse nel votare e di far uscire quest'Aula, se loro sono d'accordo abbiamo il numero legale, mi pare che ci siamo tutti, la possiamo votare, ma la votiamo tranquillamente, serenamente, senza nessun problema e senza fare caciara. Onorevole Auteri, la prego. Ma siccome colleghi, un attimo. Qualcuno sta scambiando colleghi, un attimo. Qualcuno scambia l'Aula per qualche set cinematografico. Le chiedo, onorevole Auteri, di completare l'intervento e ma se mi fanno completare e di riferirsi sempre alla Presidenza. Ma io sto parlando Dopodiché, colleghi, chiedo di ascoltare comunque gli interventi dei colleghi senza... Adesso faremo capigruppi e proseguiremo con l'Aula. Prego, se il collega mi fa completare l'intervento, perché non siamo a Striscia la Notizia, forse riusciamo a spiegare quello che volevamo dire. Sì, vabbè, comunque il punto è un altro. Quindi se c'è l'interesse, e abbiamo tutti lo stesso interesse di far uscire la legge dall'Aula, abbiamo i numeri per votarla e quindi io sposo le parole dell'onorevole Spada, il PD è d'accordo, andiamo a votare, siamo tutti santi e così finiamo di fare demagogia e raccontare favole ai cittadini. Grazie Presidente. Colleghi, capisco, gli interventi finora sono stati interventi sull'ordine dei lavori. Quindi capisco anche la richiesta da parte, e adesso gli do la parola, onorevole Di Pasquale. Gliela do, mi faccia completare e gli do la parola. E quindi capisco anche l'intervento da parte dell'onorevole Catania. Però, colleghi, fin dall'inizio è stato detto che si fa la capigruppo e dopo la capigruppo si ritorna in aula e se ci sono le condizioni, così come mi sembra, si continuerà a votare il disegno di legge sul codice degli appalti, onorevole Auteri, in maniera molto tranquilla. Quindi evitiamo, onorevole Di Pasquale, deve intervenire, prego. Come no? Ma signor Presidente, veramente non avevo interesse ad intervenire, dopodiché gli interventi
genuine, molto genuine della maggioranza ci mettono poi in condizione di intervenire. Ma non potete anche rimproverare al Partito Democratico, non siete in condizioni di garantire un governo presente, non siete in condizioni di garantire una maggioranza presente, cioè voi volete far passare il messaggio, candidamente Auteri veramente genuino, cioè far passare il messaggio che noi, il problema siamo noi. Noi non partecipiamo a nessuna conferenza dei capigruppo, siamo qua in aula e siamo pronti. Vogliamo vedere quanti siete quelli della maggioranza? Onorevole Auteri, ora poi vi contiamo. Quindi siamo qui, non partecipiamo neanche alla conferenza dei capigruppo, siamo qui, aspettiamo per votare, vogliamo vedere il gruppo di Auteri, il gruppo di Catania, quanti siete? E poi quanti siete? Dopodiché noi ci siamo, manca solamente un deputato. Manca un deputato del Partito Democratico. Onorevole Di Pasquale, dovete apprendere. Non la sento, se non parla al microfono, non la sento io e non la sentono nemmeno da casa. L'importante è che vi dovete apprendere una cosa, specialmente i giovani, che prima di aprire la bocca dovete mettere in moto il cervello. Perché poi rischiate di dire delle grandissime cose inesatte, mettendo in difficoltà la stessa vostra maggioranza. Quindi noi ci siamo. Noi siamo 10 su 11, noi siamo 10 su 11 e voglio vedere qua alla ripresa quanti della maggioranza ci sono. Iniziate a chiamarli. Grazie onorevole Di Pasquale, sospendo l'aula e convoco la capigruppo in sala lettura. La seduta riprende. Allora colleghi, abbiamo fatto la capigruppo. Preciso che il Partito Democratico non ha partecipato alla capigruppo, ma voleva che si continuasse sul punto all'ordine del giorno che è relativo al recepimento del disegno di legge sul codice degli appalti. Ma in funzione del fatto che sono rimasti fuori o 6 o 7 emendamenti che potrebbero arricchire il testo, tra le altre cose emendamenti molti delle forze dell'opposizione, e in funzione del fatto che quest'Aula finora ha cercato sempre di fare un ragionamento assolutamente bipartisan e cercare di trovare le migliorie indipendentemente da chi fosse il proponente, martedì alle 15 ci sarà una riunione prima dell'Aula per cercare di capire se ci sarà la possibilità di poter includere o meno questi emendamenti. Domani invece per un'ora ci sarà il question time, l'assessore Aricò ha dato disponibilità a venire a rispondere in aula, quindi il programma così deciso dalla conferenza dei capigruppo è quello che sto dicendo. Martedì quindi si voterà il disegno di legge, mentre mercoledì della settimana prossima l'assessore Volo, così come avevamo già preannunciato, verrà non per un'ora ma per un'intera sessione a rispondere sulle interrogazioni che erano rimaste pendenti, chiaramente in ordine cronologico. Il Presidente della Regione invece ha dato disponibilità, così come avevo anticipato a inizio seduta, per mercoledì 18 ottobre. Quindi la seduta è rinviata a domani. Come? Sì, la seduta è rinviata a domani alle ore 15. Grazie.